paga le tasse che il comune non paga e la Cavola del Patrimonio paga anche l'IMU che il comune non paga sui suoi cespiti. Quindi questa era una cosa che così mi è venuta in mente adesso. E c'è un'altra storia che voglio raccontare che forse non tutti sanno. Qualche anno fa il comune ha fatto un accertamento ICI a una società di Cavola per 2.890.000 euro, una cifra importante. Il comune naturalmente come si dice, ha resistito, ma davanti alla commissione tributaria provinciale, ha incaricato un avvocato esperto della materia, lo ha pagato, l'avvocato ha confermato in pieno i calcoli che l'ufficio urbanistica aveva fatto precedentemente e che la società ha contestato, si arriva davanti al giudice, si stabilisce che si può ancora trovare un accordo extragiudiziale, si va a trovare l'accordo extragiudiziale, no? E che cosa si porta a casa il comune? Non 2.890.000 euro, ma 408.000 euro. Qui mi fermo, non dico nessun aggettivo, mi fermo qua. Questo cosa ha provocato però? Ha provocato che sono entrate, no? ICI dal 2003 al 2007, sono entrate messe in bilancio e che quindi sono state pareggiate e bilanciate dalle spese, non sono state incassate, sono diventate residui attivi quindi sono uscite dal bilancio di competenza e hanno formato assieme ai residui passivi quella specie di coda, no? Che viene quella specie di coda di cometa che si esaurisce con il tempo. A un certo punto si stabilisce questa cosa e fra i residui attivi non troviamo più 2.890.000 euro, ma troviamo 400.000 euro. Questo è un buco di bilancio. Ritengo, personalmente è un'ipotesi che faccio, ritengo che questa decisione possa essere la motivazione seria del perché state mettendo la tassa di soggiorno che non ha nessuna motivazione dal punto di vista economico. Dal punto di vista economico le entrate sono state più che garantite dall'aumento dell'IMU, no? Mentre si vuole far passare che la riduzione di trasferimento dello Stato provoca questo stato di crisi. Questo non è vero. Grazie. Grazie al capogruppo commesso. Capogruppo Donon, prego. Cerco di riportare l'alveo della discussione nell'aspetto esclusivamente e volutamente collaborativo questa maggioranza vuole assumere nei confronti di chi che sia, soprattutto dei cittadini umani e dei nostri confronti. Io credo che non dobbiamo ridurre il Consiglio Comunale e la rappresentanza a esclusivo atteggiamento di emotività. Io posso condividere le aspirazioni di ognuno di noi, la voglia e la volontà di risolvere i problemi, ma i problemi si risolvono con la concretezza. Mi meraviglio anche che qualcuno di voi sia in Consiglio Comunale e si faccia dare bilanci, controlli di conti, e poi faccia dichiarazioni, mi riferisco a lei, faccia dichiarazioni di questo genere, lei che è un maestro dei ricorsi, bisogna confrontiamo con quello che è la realtà. Se lei vuole fare riferimento ai bilanci, lo facciamo su questo, lo facciamo in modo concreto e sposto leggermente il discorso a lei, consigliere Bonini, che sostanzialmente questa amministrazione comunale ha messo e alienato beni di qualsiasi natura, di qualsiasi genere. Lei criticava perché vendavamo le quote o volevamo vendere dei partiti e non era corretto vendere quelle altre partecipazioni in altre situazioni. Qui ci stiamo questa sera,
con l'imposta di soggiorno, dobbiamo renderci conto che è uno strumento che dobbiamo mettere in atto, ma per trovare delle questioni propositive e cercare di mettere in atto quello che di buono possa andare fuori da questa decisione. Quindi, tornando appunto all'imposta di soggiorno, in questi tempi, in questi mesi, non c'è una volontà da parte dell'amministrazione comunale di versare o di praticare alcune imposizioni a titolo così gratuito. Si cerca di creare delle opportunità condivise, perché purtroppo con le nostre gambe e con i cittadini di cavolo dobbiamo risolvere i nostri problemi. E questo è quello, il regolamento che stiamo facendo questa sera è un minimo passo su cui abbiamo chiesto parere anche delle attività imprenditoriali di Gavle, abbiamo anche posticipato la deliberazione proprio perché vogliamo trovare una condivisione su questo, ma misurandosi su questioni concrete, reali, su cui si devono fare i conti e su cui bisogna misurarsi. Da qui a non so quanto, perché se avessi la bacchetta magica e riuscissi a non far pagare le tasse ai cittadini o non volessimo farle pagare, potrebbe essere, io le pago come le paga tutti quanti, vi facevo l'esempio, vorrei pagare anch'io la benzina a €1, però devo confrontarmi con le bollette del telefono che praticamente posso anche dire voglio spendere solo €100, ma alle volte ci si deve scontrare con quelle che sono che c'è la nuda realtà. Quindi posso fare anche un esempio sotto questo aspetto, visto che gli esempi ricorrenti ce ne sono questa sera. Noi con la prossima variazione bilancio vogliamo già iniziare questo rapporto e delegare coloro che sono deputati a fare promozione, coloro che sostanzialmente vivono di turismo, vivono di promozione nel nostro territorio, riversando alcune risorse che sono rimaste nel nostro bilancio e trasferirle alle organizzazioni deputate alla nostra promozione. Quindi cerchiamo di non trovare fuori e di forzare il nostro intervento esclusivamente sulla questione normativa o sulla emotività o su questioni che devono essere valutate nella loro completezza. Vi devo dire ancora che noi le cose le vogliamo e le vorremmo successivamente con la Costituzione anche della Consulta, sicuramente concertare per capire come possono essere fatte come possono essere investite queste risorse. Sostanzialmente, se questa capacità contributiva viene rifinanziata nella promozione nel turismo, questo è un discorso che andremo sicuramente a fare con i nostri interlocutori. Ma non è che lo facciamo perché lo vogliamo noi assolutamente. Quindi scontriamo un po' la volontà di essere emotivamente disposti nei confronti delle delibere del Consiglio comunale e guardare la cosa solamente per quello che è scritta e fine a se stessa. Se vogliamo concertare alcune scelte, questo credo possa essere, e lo ribadisco, è chiaro che stiamo discutendo con una categoria che non lo sarei nemmeno io, a favore di imposizioni, stiamo cercando di vedere se da questa imposta si possono trovare delle opportunità. E ti devo dire che io le intravedo queste possibilità.
dare l'opportunità per concertare assieme di venire fuori da questa situazione che è sicuramente pesante per il turismo, come è pesante per tutte le altre attività imprenditoriali di questo momento. Grazie capogruppo no? Lascio la parola al sindaco per chiudere la discussione. Grazie Presidente. Allora, mi pare che la grande paura condivisa dalla minoranza, soprattutto il capogruppo Zanon e il commisso, sia un po' che con questa deliberazione vi sarà il federale del turismo, nessun turista avrà più account per conseguenza dell'applicazione delle imposte di soggiorno. Un po' la stessa paura che hanno avuto alcune categorie, ad esempio a Chioggia, allora quando il Consiglio Comunale hanno portato dentro una bara con la foto del sindaco Giuseppe Casson e hanno tappezzato il paese con le epigrafi decretate la morte del turismo da parte del sindaco. Nonostante i numeri però poi hanno dato ragione a quei comuni che l'istituzione delle imposte di soggiorno l'hanno avuta già dalla scorsa estate, perché non solo Chioggia che l'ha messa in corsa, ma anche Cavallino Treporti che l'aveva deliberato l'anno prima e poi applicato quest'estate. Non mi pare che il calo del turismo sia andato al di là di quel calo sensibile che hanno avuto tutti i comuni della costa veneziana, ivi compreso Caorle, che comunque non ce l'avevano. Per cui delle due l'una, o Caorle costituirà l'eccezione alla regola di tutta la costa, oppure forse la paura dei due capigruppi è infondata. C'è stato un passaggio poi sulla necessità di riduzione, sempre nell'intervento del capogruppo Zanon, delle spese non ripetutamente riproposte in questo Consiglio, facendo riferimento ad esempio alle spese di telefonia, riferimento ovviamente a un bilancio che non mi ha tenuto. Io ho subito inciso sulle spese di telefonia, per cui i benefici di alcuni tagli si vedranno nel prossimo anno. Più difficile invece per la questione del personale, perché come sappiamo non possiamo andare a licenziare i dipendenti comunali, a me sono concesso che vi sia la necessità. Abbiamo certamente il blocco delle assunzioni, il blocco del turnover. Per noi il personale oggi va solo in uscita, no? O muoiono oppure vanno in pensione per anzianità, certamente non vanno in entrata. Questa è una cosa pacifica. Poi il passaggio, il riferimento alla questione di padrini politici, insomma, a parte la relatora lascia il tempo che trova, non merita neanche di essere replicata. Le nostre scelte noi abbiamo di mira l'interesse del paese, l'interesse dei cittadini, quando voi della minoranza non lo accettate sostanzialmente. Ma noi invece la questione tecnica, che è un po' l'argomento al di là di queste polemiche, perché veniamo accusati di non aver condiviso poi le categorie. Io ho fatto 5 incontri con le categorie riunite, tutte quante, ufficiali, ne ho fatti 15 non ufficiali. E nella prima occasione abbiamo dato la bozza di regolamento che avevamo in testa di proporre le categorie. E come risposta, l'ho già detto alla sede dello scorso Consiglio Comunale, abbiamo ottenuto solamente un siamo contrari all'imposta di soggiorno. Nel secondo incontro ho dato una proposta di bozza di tariffe da adottare poi, da deliberare poi in giunta comunale, e in merito a quel contenuto la risposta che ho avuto dalle categorie è stata siamo contro l'imposta di soggiorno. Il terzo incontro abbiamo dato anche, questo per replicare a chi ha detto non sappiamo i soldi dove andranno del gettito, non abbiamo dato l'ipotesi della previsione del gettito dove andrà a finire un elenco di 40 voci compatibile con l'istituzione dell'imposta. Anche di fronte a quello la risposta che abbiamo avuto è siamo contro l'istituzione dell'imposta di soggiorno. Quindi insomma nel momento in cui il dialogo non apparteneva più a quel tavolo abbiamo ritenuto di dover chiudere necessariamente, istituire, perché è una cosa che la maggioranza deve portare avanti. Abbiamo avuto quel colpo di coda in limine litis del precedente Consiglio Comunale, nel quale ci siamo ovviamente manifestati di concertare ancora una volta e veniamo a nocciolo della questione, perché quella bozza di regolamento che nel frattempo è stata proposta alle categorie era una bozza di regolamento che per certi versi era accettabile, l'ho detto nell'ultimo incontro, e per altri versi accettabile non lo era, perché seppur estendendo l'esenzione dell'applicazione delle tariffe per alcune categorie particolari, seppur accogliendo, e lo abbiamo fatto in questo testo, che la consulta non sia più una possibilità di essere, non abbia più in previsione la possibilità di essere istituita,
ma sia la necessità di istituirla e tale al recepimento, per cui diventa un organismo essenziale alla struttura dell'imposta di soggiorno, oltre ad altre modifiche insomma richieste. Diversamente non è possibile accogliere quella formulazione di quel testo nella misura in cui alla consulta viene dato potere decisorio, perché non solo la legge istitutiva dell'imposta di soggiorno non prevede l'istituzione della consulta, ma ritenendo lo strumento di concertazione è stato introdotto nel regolamento perché ovviamente è favorevole alla concertazione, ma dare addirittura alla consulta un potere decisorio su ogni scelta dell'amministrazione avrebbe significato andare a delegare a un soggetto che non è l'amministrazione il potere politico amministrativo di prendere le decisioni. Ecco che la consulta, ed è corretto che così sia, nella previsione dell'articolo 13 mi pare è un organismo di necessaria consultazione rispetto al quale vi sarà un passaggio ogni qualvolta ci sarà necessità di introdurre e modificare il regolamento o le tariffe, e anche in ogni caso per analizzare qual è la previsione della destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno. Venendo all'intervento del capogruppo Borin, soggetto passivo dell'imposta di soggiorno non l'ha deciso il Comune di Cavour, ma lo decide una legge dello Stato, la 23 del 2011, che l'articolo 4 recita che l'imposta si pone a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio. Sulla legittimità dell'intervento regolamentare all'integrazione di quello che la legge prevede, in assenza del regolamento fatto poi dal governo, è la legge stessa che prevede che decorsi 60 giorni senza che il regolamento sia attuato, è l'amministrazione comunale che intende introdurre l'imposta di soggiorno che approva un regolamento. Qual è il contenuto di questo regolamento? Direttamente ce lo dice proprio il TAR Veneto in quelle due sentenze cui anche lei faceva riferimento, capogruppo Borin, nel quale il TAR Veneto pone alcuni paletti e dice sostanzialmente che le misure previste dal regolamento hanno carattere strumentale e complementare rispetto al testo della legge, non sono coperte da riserva di legge, quindi possono essere adottate in regolamento, e soprattutto sono legittime, purché non pongano un carico eccessivamente oneroso, e tale non lo è nel testo regolamentare, perché quello che abbiamo adottato è compatibile con quelli che hanno subito l'analisi, la valutazione del TAR Veneto, perché sostanzialmente non sia eccessivamente oneroso. Per la questione della non recuperabilità di 30 euro, visto che coattivamente il capo del governo Monti ha alzato quella soglia portandola a 30 euro. Beh, io non mi preoccuperei più di tanto, perché nel momento in cui a bilancio previsionale il gettito sostanzialmente dell'imposta di soggiorno viene strettamente ancorato alla destinazione che quel gettito ha, nel momento in cui quei soldi non entrano non ci saranno risorse per il turismo. Io questo discorso l'ho fatto alle categorie, non è mia volontà né della maggioranza né della giunta di andare ad adottare misure repressive, punitive, sanzionatorie, perché magari le categorie o qualcuna di esse poi alla fine non collabora con l'amministrazione nella discussione del tributo. Non c'è questa volontà, poi tristemente si prende atto che se ciò non avviene, al di là del carattere possibile sanzionatorio, non ci saranno risorse da dedicare al turismo, e questo sarebbe veramente triste. Per quanto riguarda ancora il carico burocratico che ne deriverebbe sostanzialmente dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, ma in realtà da tutti i tributi, non è che l'abbiamo inventato noi il carico tributario in Italia, è un problema che ci portiamo avanti da una vita. Lo Stato italiano è molto bizantino sotto questo profilo e rende complicate anche le cose più semplici. Noi in questo regolamento abbiamo cercato di farlo il più semplice possibile, tenendo presente 200 modelli di comuni che finora l'hanno introdotta nel territorio dello Stato italiano. Forse ho capito male invece l'intervento del multipiano, laddove dalla possibile vendita di alcuni posti auto si ricavano decine di milioni di euro. Veramente spero che Ho sbagliato, pensavo centinaia di migliaia di euro. No, perché allora se fossero decine di milioni di euro avremmo risolto il problema di Cavour e Jesolo, basta rendere un po' multipiano. Sull'intervento del capogruppo Comisso, la questione della vessazione burocratica, insomma, ho appena detto che dipende un po' come articolato lo Stato italiano. Sulla mancata partecipazione e contraddittorio con le categorie mi pare di aver già detto.
Sulla questione dei tagli ai trasferimenti, che secondo il capogruppo commisso non ci sono da parte dello Stato, io devo dissentire, perché una cosa è vera: rispetto ai tagli che lo Stato italiano aveva previsto per il comune di Cavolo quest'anno c'è stata una riduzione, e lo capiremo dalle successive delibere, ma da dire che lo Stato italiano non ha tagliato i trasferimenti al comune di Cavolo mi pare veramente un'eresia di natura fiscale. Oltretutto, e la cosa mi appare anche più drammatica sotto questo profilo, nel momento in cui dovesse passare questo testo di legge di stabilità all'esame in Parlamento, il prossimo anno probabilmente ci raddoppieranno i tagli ai trasferimenti, quadruplicheranno, mi dice il dirigente, per cui la questione sta diventando drammatica sotto questo profilo. E l'ultimo passaggio, ma spero di aver capito male perché sennò sarebbe grave il passaggio che ho fatto, mi pare di aver capito che in questo contenzioso tributario del quale io non c'ero, non ero nemmeno l'avvocato per fortuna, e non so nemmeno a cosa si riferisca, ma forse ha accusato di falso bilancio del comune di Cavolo, giusto per capire? No, va bene, chiudo qui allora. Grazie Sindaco. Mettiamo ai voti l'approvazione del regolamento imposta di soggiorno. Voti favorevoli? 12, contrari? 5. Mettiamo ai voti in immediata eseguibilità. Favorevoli? 12 favorevoli, contrari? 5. L'ordine del giorno viene approvato con 12 voti favorevoli. Siamo al 7 punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria. Ulteriori modifiche e integrazioni. Relazione al Sindaco. Grazie Presidente. Con la propria precedente deliberazione numero 17 del 19 marzo 2012, successivamente modificata con deliberazione numero 71 del 27 settembre 2012, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) sulla base di quanto rimesso l'autonomia regolamentare degli enti locali dall'articolo 13 del decreto legge 301 del 2012. Con nota pervenuta in data 27 settembre 2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha evidenziato, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi, l'opportunità di riformulare la norma agevolativa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Le interpretazioni intervenute circa l'ambito di applicazione della norma agevolativa per i soggetti componenti di un medesimo nucleo familiare che abbiano stabilito dimora e residenza in immobili diversi, ma inoltre intesa con esclusivo riferimento a immobili situati in un medesimo comune e non in comuni diversi. Si ritiene pertanto di apportare al citato regolamento le seguenti modifiche ed integrazioni. All'articolo 2,2 è sostituito dal seguente: l'equiparazione di chi al secondo periodo, lettera B, comma 1, articolo 2, decreto legislativo 504 del 1992, si verifica se il soggetto passivo riveste la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di cui l'articolo 1 del decreto legislativo 99 del 2004 iscritto nella previdenza agricola. All'articolo 2 il comma 3 è sostituito dal seguente: per l'abitazione principale si intende quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di rendimento, o in qualità di locatore finanziario o socio segnatario di cooperativa condivisa, ha stabilito la residenza propria e del suo nucleo familiare e vi dimora per la maggior parte dell'anno. Tale ultimo presupposto sarà desunto anche tramite la verifica dei consumi relativi ad acqua, gas ed energia elettrica sulla base dei dati forniti dagli enti gestori richiesti direttamente ai contribuenti da parte dell'ufficio accertatore. Infine l'articolo 2, comma 4, viene soppresso. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di adottare la seguente delibera: approvare le modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria espresse in premessa, dare atto che il regolamento è pertanto aggiornato nel testo costituente allegato alla presente deliberazione. Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Capogruppo Gorin? Grazie Presidente. Intervento che vale anche come dichiarazione di voto. Noi siamo contrari e abbiamo anche fatto un ordine del giorno a proposito di IMU rispetto all'imposta municipale. Tuttavia accogliamo con favore l'introduzione di esenzioni che quindi, nonostante l'esistenza del tributo,
producono categorie che vengono sottratte a questa imposta. Il voto sarà favorevole. Sono altri interventi? Il gruppo commesso, Il prego. voto sarà di astensione. Consigliere Giro? Il voto sarà di estensione. Mettiamo ai voti il sesto punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli? 14. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Il sesto punto viene approvato con 14 voti favorevoli e 2 astenuti. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno. Ratifica delibera di giunta numero 211 del 30 ottobre 2012 ad oggetto variazione numero 4 in via d'urgenza al bilancio dell'esercizio 2012. Relazione al sindaco. In data 30 ottobre 2012 è Giunta Comunale adottata la deliberazione numero 211 avente ad oggetto la variazione numero 4 in via d'urgenza al bilancio dell'esercizio 2012 che viene in copia costituire allegato numero 1 della deliberazione. La citata deliberazione è stata assunta in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 42,4 del decreto legislativo 267 del 2000 ed è conseguentemente da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi al prima di decadenza. Revisata la sussistenza dei motivi d'urgenza posti a fondamento del suddetto provvedimento, quanto premesso si chiede al Consiglio Comunale di deliberare di ratificare la proposta di legge la deliberazione di Giunta Comunale numero 211 del 30 ottobre 2012, progetto variazione numero 4 in via d'urgenza al bilancio dell'esercizio 2012 che viene allegata in copia al presente atto. Grazie Sindaco. Apriamo la discussione sugli interventi. Capogruppo commesso, prego. Sì, grazie Presidente. Dunque leggo solo dalla delibera della variazione questo periodo fa ulteriore integrazione del fondo di gestione della Fondazione Causa Città dello Sport a 23.800 euro, interamente finanziata tramite storni di fondi all'interno del medesimo settore. A tale proposito si precisa che l'incremento dello stanziamento è finalizzato alla relazione del contributo a parziale copertura delle spese relative all'organizzazione di manifestazioni di cui si è fatta carico la Fondazione. È comunque obiettivo di futuri esercizi di bilancio quello di pervenire ad un'analitica programmazione delle attività e iniziative che intendono affidare alla Fondazione già in sede istituzionale, evitando il ricorso a successivi interventi correttivi. E viva Dio, mi verrebbe da dire. Mi viene da pensare, spero, mi illudo che sia stato anche, come dire, a causa mia che si sia presa questa decisione, perché effettivamente la Fondazione era diventata una specie di bancomat, non si poteva più andare avanti con versamenti continui a mio avviso. Quindi mi fa piacere che il Sindaco abbia preso l'iniziativa, ma è tardiva, ma l'abbia finalmente presa. Grazie. Sono altri interventi? Mettiamo al voto il settimo punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli? 11. Contrari? 4. Il settimo punto all'ordine del giorno viene approvato con 11 voti favorevoli e 4 contrari. Passiamo all'ottavo punto, variazione numero 5 al bilancio di previsione dell'esercizio 2012, estinzione anticipata di alcuni mutui con cassa depositi e prestiti. Relazione al Sindaco. Grazie Presidente. Il decreto legge 95/2012, cosiddetto Spendi Review, è stata operata una riduzione di 500 milioni di euro a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio destinato agli enti locali. La ripartizione del taglio per gli stessi veniva rimessa a una successiva fase di confronto tra le rappresentanze del governo e degli enti interessati. Con la precedente variazione numero 3, deliberazione consigliare numero 73 del 27 settembre 2012, detta riduzione è stata stimata in euro 269.000 e sono stati contestualmente adottati i provvedimenti amministrativi per farvi fronte. Con successivo decreto legge 174 del 2012 è stato stabilito che i comuni possono non subire le riduzioni delle spese supplementari di riequilibrio previste per il 2012 a condizione che conseguano un risparmio equivalente
da destinare obbligatoriamente alla riduzione dell'indebitamento entro il 31 dicembre 2012. In caso contrario, o qualora la riduzione dei mutui fosse inferiore, il Comune subirà un taglio effettivo del Fondo Supplementare di Riequilibrio nel 2013. Con il decreto ministeriale 25 ottobre 2012 sono state esattamente quantificate le somme che ogni ente deve destinare alla riduzione dell'indebitamento. Per il Comune di Cavo l'importo di euro 263.171. Tanto premesso si propone la riduzione dei mutui di seguito indicati per un importo complessivo di euro 284.432,10, cui si fa fronte parte con la disponibilità derivante dalla citata variazione numero 3, parte con entrata straordinaria di euro 24.768 costituenti i dividendi di ASGO SpA. Quanto alla posizione dei mutui, a scadenza originale 31 dicembre 2034, tasso fisso 5, capitale residuo post rata 31 dicembre 2012 euro 166.147,48. A scadenza originaria 31 dicembre 2034, a tasso fisso 4,14, capitale residuo post rata 31 dicembre 2012 euro 118.284,62 e così per un totale complessivo di euro 134.432,10. Nella stima del Ministero delle Finanze circa il gettito IVA all'aliquota base è stata calcolata per ciascun comune anche una quota derivante dalle rendite catastali dei beni di proprietà dei comuni stessi. Poiché il comune non è tenuto a pagare a se stesso il tributo, è considerato che d'altro canto vi è l'obbligo di inserire a bilancio la previsione di gettito IMU come comunicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rende necessario prevedere un incremento del Fondo Svalutazione Crediti in misura pari al gettito IMU relativo agli immobili comunali. Tale gettito è quantificato in euro 117.048 e trova copertura tramite contestuale incremento del Fondo Supplementare di Riequilibrio. Nei mesi scorsi si è positivamente conclusa l'attività di verifica straordinaria della banca dati ICI affidata a suo tempo a una ditta esterna. Poiché detta attività di accertamento va remunerata in percentuale sugli importi effettivamente riscossi, è ora necessario incrementare lo stanziamento relativo di euro 60.000, contestualmente finanziato con la stima di maggiori proventi per accertamenti tributari nella stessa misura. Le spese di investimento finanziate tramite la cessione delle quote a TVO, attualmente previste in euro 510.000, vengono radiate dal bilancio 2012 e rinviate al successivo esercizio per essere rifinanziate. Viene nell'immediato riproposto il finanziamento del concorso di idee per la riqualificazione di Viale Santa Margherita, ridotto a euro 30.000 che trova copertura tramite avanzo economico. Si rende opportuno provvedere alla concessione di un credito fruttifero di euro 50.000 alla Fondazione Cave Città dello Sport, da restituire in rate costanti 10 anni decorrenti dal 2013, al fine di consentire alla stessa una minore esposizione bancaria e conseguentemente minori costi, in attesa della stipula di idoneo mutuo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del Palasport. Tale intervento trova integrale corrispondenza nel bilancio comunale con le voci di entrata a titolo di rimborso della suddetta concessione di credito. Sono poi necessarie una serie di variazioni e storni di fondi di spesa corrente per complessivi euro 24.012,97. Nell'ambito degli interventi in conto capitale assume infine particolare rilevanza l'ulteriore integrazione dello stanziamento per rimborso di oneri di urbanizzazione per euro 100.000, cui si fa fronte con corrispondente riduzione di altre spese inserite nel medesimo titolo di bilancio. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di adottare la seguente legge: apportare al bilancio in previsione per l'esercizio 2012 le variazioni descritte in premessa e riportate nello schema costituente allegato numero dello presente atto. Dare atto che in conseguenza della presente variazione del bilancio devono ritenersi aggiornati il bilancio pluriennale 2012-2014 e la relativa relazione previsionale e programmatica. Dare atto del rispetto delle norme di legge innanzi richiamate. Dare atto in particolare che anche dopo la presente variazione è garantito il rispetto del principio di pareggio del bilancio aggiornato nella somma di euro 36.855.987,37 come da prospetto costituente allegato al numero 2. Dare infine atto del permanere del tendenziale rispetto del patto di stabilità come da prospetto costituente l'allegato numero 3. Procedere all'estensione anticipata dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti
di cui all'elenco seguente, con effetto dal 1 gennaio 2013, per un importo complessivo di euro 284.432,10 in linea capitale, oltre all'indennizzo che sarà eventualmente determinato in sede di definizione dell'operazione con l'istituto mutuante. Per quanto riguarda la posizione dei mutui, a scadenza originale 31 dicembre 2034 tasso fisso 5, capitale residuo poste rata 31 dicembre 2012 166.147,48, con la scadenza originale 31 dicembre 2034 a tasso fisso 4,14, capitale residuo poste rata 31 dicembre 2012 118.284,62, per un totale complessivo di euro 284.432,10. Sindaco, abbiamo una discussione. Capogruppo Morin, prego. Grazie Presidente. È già stata in parte espressa tanto il precedente punto dell'ordine del giorno a proposito dell'imposta di soggiorno. La questione relativa all'impiego dei cosiddetti dividendi ASVO, che è questione secondo noi pregiudizievole rispetto alla bontà dell'iniziativa di abbattere comunque quelli che sono dei mutui estinguibili anticipatamente. Su questo si può concordare, ma non concordiamo quando moralmente, come dire, non corretta l'operazione con la quale si va a utilizzare il dividendo ASVO per questa finalità. Il dividendo ASVO non dovrebbe neppure esistere, nel senso che se la tariffa di igiene ambientale viene applicata in funzione di quella che è la previsione del costo e il costo deve essere coperto, allora evidentemente il Comune di Cavola deve farsi garante dei cittadini affinché all'interno del Consiglio di amministrazione di ASVO i conti vengano fatti meglio, nel senso che evidentemente se c'è stato un avanzo è perché è stato prelevato più di quello che serviva, evidentemente perché la prospettiva forse addirittura di applicare delle tariffe che nella previsione vadano ancora più oltre, perché poi magari in prospettiva, se si dovesse continuare ad accedere a questo ragionamento, l'avanzo sia costante e addirittura maggiore, finendo con ciò per negare il principio per cui la tariffa, fintanto che continuerà ad esistere, perché anche questa ormai normativamente andrà a distinguersi, deve coprire esclusivamente il costo. Quindi per questo riteniamo siano ragioni che non ci possono portare all'approvazione di quella che comunque è una doverosa estinzione anticipata dei mutui. Grazie. Capogruppo Commisso, prego. Sì, grazie. Mi è capitato in altre occasioni di votare favorevolmente laddove si parlava di estinzione anticipata di mutui e purtroppo questa decisione è stata legata ad altre decisioni per cui voterò contrario. Rilevo il dato, a mio avviso, più preoccupante è quello della restituzione di 100.000 euro per i ricorsi di carattere di oneri di urbanizzazione. Sono un pessimo segnale di gente che aveva già passato per poi rinunciare a quello che doveva fare, e mi viene adesso qui per mano quel dato che prima citavo, cioè relativo, era l'argomento precedente ma è segnato in questo punto qua, e cioè il fondo sperimentale di riequilibrio, che era previsto essere 1.736.000 euro, attualmente è 1.706.000 euro, sono 30.000 euro in meno. Non nego che sia una riduzione, ma penso che sia abbondantemente sostituita dall'entrata del team. Grazie. Consigliere Giro, prego. Grazie Presidente. Penso di poter condividere l'iniziativa, vista la gestione generale del bilancio che comunque torniamo a contestare, il voto può essere confermato.
Lascio la parola al sindaco per chiudere la discussione. Allora, sulla questione dei dividendi ASVO, io direi che per fortuna che li abbiamo portati a casa quei 20-30 mila euro, perché sono andato io, ricordo in assemblea ASVO, ho nominato il sindaco, e la volontà di quell'assemblea era nemmeno di distribuire quegli utili, perché dovevano essere capitalizzati al fondo di riserva di ASVO SpA. Per fortuna l'azione un po' sinergica di alcuni di noi è riuscita a portare a casa almeno proporzionalmente per tutti i comuni una parte di quei proventi che altrimenti oggi giacerebbero nel fondo di riserva di ASVO SpA. Sulla questione del fondo sperimentale di equilibrio, la minima differenza riscontrata rispetto alle previsioni dei dati finali dimostra che gli uffici secondo me hanno lavorato bene sul punto. Mettiamo ai voti l'8° punto all'ordine del giorno. Favorevoli? Favorevoli? Contrari? 4 voti contrari. Viene approvato. Mettiamo ai voti l'immediata eseguibilità del punto. Favorevoli? 12. Voti contrari? 4. Passiamo ora all'ultimo punto all'ordine del giorno. DVE ex municipio. Esecuzione lavori extra convenzione e riconoscimento economico. Relazione all'assessore Teso. Con decreto del Presidente della Giunta regionale numero 178 del 28 luglio 2006 è stato approvato ai sensi della legge regionale 6 di 1999 l'accordo di programma per l'attuazione del programma integrato di riqualificazione urbanistica e edilizia ambientale, il UEA, relativo all'ambito dell'area ex municipio, via Roma. La società immobiliare CAO SL, la convenzione urbanistica del repertorio 83.561 del 21 ottobre 2006 si impegnava alla realizzazione della nuova sede municipale di Caove nell'ambito di lavori di riqualificazione urbanistica e edilizia ambientale area ex municipio via Roma. L'indicata convenzione prevedeva una pluralità di interventi e funzioni di interesse pubblico e privato, in specie la ristrutturazione e l'ampliamento dell'ex sede municipale, la realizzazione di una piazza pubblica e di una pluralità di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con allacciamento ai pubblici servizi e la realizzazione di un edificio residenziale commerciale. I lavori correlati al UEA nell'ambito ex municipio affidati alla ditta immobiliare CAO SRL sono iniziati il 23 marzo 2007 e si sono conclusi al 28 giugno 2010. Tali lavori e opere di pubblico interesse sono stati sottoposti tecnico amministrativo con esito favorevole, giusto deposito agli atti del protocollo 87.620 in data 9 agosto 2011 del relativo certificato di collasso da parte del tecnico incaricato. Ai sensi dell'articolo 4.4 della Convenzione urbanistica, le opere pubbliche da realizzare da parte a carico della società proponente risultanti dal progetto urbanistico non potevano eccedere l'importo massimo omnicomprensivo di euro 4.252.980. Alle prestazioni a carico della immobiliare CAO SRL previste dalla citata convenzione, stante anche il carattere generale della stessa, si sono aggiunti nel corso dell'avanzamento dei lavori affidamenti a favore della medesima società e con oneri a carico dell'ente, aventi ad oggetto l'esecuzione di nuovi lavori di opere implementative in relazione ad esigenze volte alle migliori funzionalità della nuova sede municipale e all'installazione di impianti tecnologici ulteriori di più elevata funzionalità. Con comunicazione del 23 dicembre 2011 con gli atti al protocollo 44070 del 27/12/2011 la società immobiliare Caove riassumeva e specificava la natura di tutte le opere aggiuntive con relativo piano economico-finanziario aggiornato e formulava una conseguente richiesta economica a saldo definitivo nella misura di 165.223,42. I preposti uffici, a seguito di una verifica di dettagli di diversi incontri diretti con la menzionata società, hanno voluto e confermato l'impostazione della richiesta proponendo una riduzione economica della stessa, in modo tale da giungere a un componimento economico di tipo 85, complessivi 80.000 euro, IVA compresa, al fine di prevenire l'insorgenza di contenzioso tra le parti. Sempre la società CAO SRL si è dichiarata disponibile a
e a completare e facilitare le richieste avanzate e a tale entità, sempre a 80.000 euro, a titolo di definitivo riconoscimento economico in via transettiva con lettera protocollo 37804 del 22/11/2012. In considerazione degli elementi di fatto precedentemente esposti, in specie l'effettiva esecuzione di lavorazioni richieste in più occasioni dall'ente e l'evidente utilità pubblica delle medesime in relazione ai benefici prodotti anche in termini di incremento del patrimonio comunale e del migliore utilizzo dei beni pubblici, dell'implementazione funzionale ed integrazione coordinata con gli impianti tecnologici base oggetto della convenzione urbanistica. Quanto espresso al punto precedente viene peraltro valorato dal minor corrispettivo offerto dalla società in sede di componimento amichevole delle reciproche pretese. Il Consiglio Comunale, dato atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione dei lavori descritti rientrano nella fattispecie di debito fuori bilancio, di cui all'articolo 194,1, in quanto trattasi di prestazioni che l'esecutore ha effettivamente reso in termini di realizzazione di opere pubbliche e prestazioni collaterali, comportando per il Comune utilità ed arricchimento quantificati in misura corrispondente all'importo evidenziato in prima fase dalla ditta esecutrice, ridotto a seguito di componimento amichevole in 80.000 euro. Ravvisata quindi la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, quantificata nella somma omnicomprensiva di euro 80.000, sempre visto l'articolo 194 del testo unico. Si chiede di riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 del decreto legislativo 267 la legittimità del debito fuori bilancio, come in premessa individuato, motivato e descritto, rappresentato dal corrispettivo concordato in via transativa con la società immobiliare Caola SRL per 80.000 euro, dichiarando le prestazioni ad esso sottese correlate all'esercizio di pubbliche funzioni di indubbia utilità e tali da comportare arricchimento per l'ente. Di dare atto che con la liquidazione della somma di cui al punto precedente sarà estinta ogni pendenza con la ditta immobiliare, sempre l'immobiliare Caola SRL, relativamente alle opere pubbliche comprese nel PUE dell'ex municipio. Di dare atto che la somma di 80.000 euro è stanziata nell'intervento 20-10-51 del bilancio 2012 e sarà liquidata secondo le modalità indicate dall'immobiliare Caola. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Capogruppo Borin, prego. Non posso per il viaggio. Allora, l'intervento anche poi esprimere quella che sarà sempre la dichiarazione di voto, in questo caso pure contrario. Si tratta di debiti fuori bilancio e già di per sé l'opposizione dovrebbe, come dire, vedersi saltare la mosca al naso. Ma il problema qui, chiedo anche all'assessore casomai di darci spiegazioni. Questi debiti fuori bilancio derivano da lavorazioni che sono state, se ho ben capito, perché non ricordo bene, in commissione c'era stata data un'indicazione, o meglio una spiegazione, derivano da opere commissionate, ma non vi è traccia, cioè non c'è la determina che vi sia stato l'impegno di spesa né vi è stato il conferimento all'esecuzione di queste opere. Chiedo. Allora, evidentemente in commissione lei non aveva ben